Tornano alla carica i segretari provinciali di CGIL, Cisle e Willy di Agrigento, Massimo Raso, Maurizio Saia e Geracquisto. Al prefetto Nicola Diomede tornano a chiedere l'istituzione di un tavolo di confronto tra comune ed imprese che gestiscono il servizio dei rifiuti ad Agrigento. Un invito a svolgere il ruolo di mediatore nella vertenza che vede 13 lavoratori licenziati e che da mesi stazionano davanti a Palazzo dei Giganti. Già il 29 dicembre scorso, in una lettera al prefetto, i sindacati sollecitavano l'incontro per chiudere la vertenza dei netturbini rimasti disoccupati a seguito della nuova gara. Le abbiamo richiesto l'incontro perché riteniamo che davvero ella possa far trovare al Comune del raggruppamento delle imprese quella convergenza che serva a riassorbire 13 operai. I 3 sindacalisti ricordano che la soluzione era già stata individuata con l'utilizzo dei lavoratori per il cosiddetto potenziamento estivo, ma poi l'accordo non si è riusciti a trovarlo. La lettera si chiude con un accorato appello a fissare l'incontro, ultima spiaggia per trovare una soluzione alla vertenza. E dai rifiuti alla vicenda idrica legata al potenziamento del depuratore del villaggio Mosè, un progetto che attende solo il via libera della Commissione regionale lavori pubblici che da oltre un anno non riesce proprio a riunirsi nonostante le diffide e gli appelli da parte del sindaco di Agrigento Lillo Filetto. Mercoledì 27 gennaio dovrebbe essere però la volta buona. Per quel giorno infatti è prevista la seduta della Commissione con all'ordine del giorno il progetto per oltre 27 milioni di euro per potenziare l'impianto che una volta ultimato consentirà di risolvere i problemi reflui della città, della fascia costiera ed anche di parte del territorio di Favara. Proprio nei giorni scorsi Girgenti Acque, la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia e dunque anche quello della depurazione, ha annunciato la volontà di accollarsi l'onere delle opere per superare tutti gli intoppi burocratici che ad oggi hanno scandito l'intera vicenda.